Le numerose gesta dei partigiani che combattevano sulle nostre montagne ci hanno spinti ad organizzare per la prima volta una festa che possa ricordare il loro sacrificio e capire le azioni che si svolsero. Una festa per avvicinare nuove generazioni alle gesta di quei ventenni che allora si opposero alla dittatura e alle ingiustizie di un mondo in guerra. Gli eventi e gli incontri che intendiamo proporre sono distribuiti in 3 giornate. Venerdì 12 settembre ci sarà un incontro multimediale a cura del professor Brescacin. Si tratterà approfonditamente con immagini, mappe e documenti le azioni che si svolsero nei giorni del rastrellamento. L'incontro si svolgerà a Montaner, paese che vide la nascita della primavera del 44 della prima squadra partigiana, embrione di quello che diventerà poi il gruppo Brigate Vittorio Veneto. Protagonisti importanti della formazione della resistenza del vittoriese furono Don Faè, detto Don Galera, e Giobatta Bitto, detto Pagnocca, comandante del gruppo Brigate Vittorio Veneto. Sabato 13 settembre organizzeremo una camminata partigiana che toccherà 2 luoghi importanti della resistenza nelle nostre zone. Da Piancansiglio giungeremo a Casera Prese, dove il 31 agosto 1944 4 partigiani ed un innocente pastorello di 13 anni furono colti in un agguato, uccisi e deturpati da una squadra tedesca che aveva risalito il versante. Da qui proseguiremo verso il rifugio Città di Vittorio Veneto, sede del comando della Brigata Cairoli, dove ci sarà la possibilità di cena e filo partigiano e la possibilità di pernottamento fino all'indomani. Il giorno successivo si ridiscenderà verso il Piancansiglio per la tradizionale celebrazione. Sempre sabato 13, in serata, in Piancansiglio ci sarà un concerto con Alberto Cantone ed altri artisti uniti per l'antifascismo. Ci saranno anche alcuni invitati, tra cui esponenti di associazioni ispirate ad un attuale bisogno di libertà di fronte ai vari fascismi di oggi, opponendo spirito democratico e sete di giustizia di cui il nostro paese ha sempre bisogno. Infine, a concludere il tutto, ci sarà la consueta celebrazione commemorativa, domenica 14 settembre alle 10, in cui i partecipanti sfileranno in Piancansiglio verso il monumento ai caduti. A tale manifestazione converranno storici ed oratori per celebrare il 64° anniversario del rastrellamento. Ci sarà possibilità di pranzo, sempre nei pressi dell'area della manifestazione. Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigian per scacciare l'invasore, all'istante non va, per scacciare l'invasore, all'istante non va, se s'arrossano le bandiere, veda il sangue del partigian, giù dai monti a Valpeschiere, all'assalto avanti andiamo, giù dai monti a Valpeschiere, all'assalto avanti andiamo, partigian, bandiera al vento, sempre uniti noi saremo, partigiani all'assalto, alla conquista del terreno, partigiani all'assalto, alla conquista del terreno, combattiamo per vendicare tante infamie e atrocità, combattiamo